ritrovato in eccellenza. Lo scorso anno, diciamo, situazione un po' particolare, non ci torniamo ovviamente, non è questo il contesto. Binomio che si rafforza, Benante Partini Caudace dopo l'anno scorso, dopo l'ingresso in corsa. Com'è intanto cominciare un nuovo campionato da zero in una realtà come Partinico? Ma sicuramente c'è tanto entusiasmo, il Presidente ha voluto fare questo regalo, come dico sempre, alla cittadinanza e facendo tanti sacrifici, e quindi contentissimi di poter iniziare un campionato importante che manca a Partinico da tanto tempo, con il problema stadio che comunque ci penalizza non poco, perché comunque andare a giocare sempre fuori casa e non avere pubblico è la cosa più brutta forse di questa situazione. È società ambiziosa, una società molto seria, organizzata, che deve crescere e che deve sicuramente strutturarsi per fare campionati importanti, ma stiamo facendo di tutto per poterlo fare. E questo è assolutamente un buon viatico. Tra l'altro io, visto che comunque abbiamo trasmesso domenica scorsa l'andata contro il Castellammare, ho avuto il piacere di ascoltare la tua intervista, mi ha fatto molto piacere anche ascoltare, perché è raro a tutti i livelli sentire un allenatore che perde una partita e dice sono contento, perché si vedeva che eri contento anche di quello che avevi visto in campo. E allora ti dico una cosa, noi abbiamo una squadra molto giovane, tranne l'ingresso di Seccum che è andata che ha rialzato l'età media. Penso che a Castellammare c'erano 9 undicesimi, 8 undicesimi dal 2003 a scendere, quindi fino al 2008, e quindi so che i ragazzini, cioè allenare una squadra di giovani in un campionato così importante non è facile, però ti dico, quello che vedo giornalmente, il modo di allenare, il modo cioè, vedere ragazzi che realmente pendono dalle tue labbra per ogni cosa che dici, per ogni cosa che fai, mi fa ben sperare. Quindi è inutile cercare di fare risultato subito contro squadre poi organizzate e importanti come il Castellammare, perché è una squadra che comunque lo scorso anno è arrivata quarta, squadra importante che gioca insieme da 4-5 anni, quindi sapevo che l'impegno era bello tosto, però l'affrontare la partita con quella spensieratezza, con quella qualità anche in alcune cose mi è piaciuto perché comunque, ripeto, siamo una squadra giovane, siamo una squadra che per imparare deve sbagliare e quindi non posso essere pignolo o molto esigente su alcune situazioni. E tra l'altro ieri comunque è venuta fuori una bella partita, al di là poi del risultato finale, un'ulteriore conferma di quello che mi stai dicendo. Sì, ma io giornalmente vedo le migliorie su tutto quello che fanno, ripeto, per molti di loro cambiare totalmente il modo di giocare, perché tu sai benissimo che tanti allenatori ti dicono prendi la palla, buttala lontano perché non dobbiamo perdere. Qua invece al contrario, qua io gli dico gioca, perdila, non succede niente se la perdi, l'importante è che non hai paura, il pallone non è una bomba ed è giusto che tu lo devi tenere tra i piedi e che la qualità deve essere il tuo primo obiettivo quando scendi in campo. Sicuramente non è semplicissimo, sicuramente si deve capire, imparare giornalmente, però ti dico che siamo sulla buona strada. Assolutamente sì, e si vede naturalmente anche in base a quello che è stato il lavoro che abbiamo visto l'anno scorso. Ti giro un paio di domande, parto da quella di Giovanni Chiazzese che ci chiede dal tuo punto di vista, naturalmente extra, al di là del fatto che comunque sei un tesserato del Partinico Caudace, se secondo te potrebbe essere stata una mossa precipitosa quella di acquisire il titolo e andare in eccellenza? Dipende stiamo parlando di una società comunque gloriosa, una società che ha fatto già queste categorie, quindi una piazza importante. L'unico azzardo, come ho già detto prima, è non avere lo stadio, sì. È la cosa veramente più pesante per noi, perché comunque non puoi fare incassi, sai benissimo che le società, anche soprattutto a questi livelli, vivono di sponsor. Se tu non hai uno stadio dove mettere uno sponsor non è semplice quindi questo è forse l'azzardo più grosso. Però penso che il Presidente si sta muovendo per poter strutturare la società. Calcisticamente abbiamo cambiato tanto, perché comunque dello scorso anno sono rimasti in 3 forse i 3-4 elementi, e quindi abbiamo soltanto bisogno di crescere, di lavorare e di cercare di fare qualcosa di carino.
Invece chiede Andrea Dieli, ci parla dello staff, lui fa in particolare il nome di Peppe Mazzola, Sì. ma più in generale lo staff, l'importanza dello staff, specialmente nel tuo caso che non sei il classico allenatore, mi permetto di esprimere anche un parere personale, non sei il classico allenatore d'eccellenza che manda in campo i giocatori, tu fai il terzino, ti metto terzino. C'è una filosofia, c'è un'idea dietro e quanto è importante circondarsi anche delle persone giuste per trasmetterle ai giocatori. Allora, tu sai benissimo che ho fatto per tanti anni il secondo, Sì. ed è un ruolo che io adoro e forse lo preferisco pure al primo. Per me lo staff è fondamentale, per me avere persone accanto e parlare la stessa lingua per un allenatore è devastante. Tu vedi, io faccio sempre l'esempio di Guardiola con 3-4 secondi che sono diventati grandi primi, quindi Sì. Guardiola è diventato Guardiola anche grazie a questi personaggi, quindi avere gente come Peppe Mazzola, ma come Salvatore Scrozzo, come tutti quelli che mi circondano, per me è un valore aggiunto sicuramente. Dobbiamo crescere anche come staff, perché realmente non siamo tantissimi, quindi avere più gente che ti può aiutare in tantissime cose è importante. E quindi dico a questa persona che mi fa una domanda intelligentissima, per me lo staff è fondamentale ed avere gente importante vicino ti fa crescere tantissimo. Ecco, tu hai parlato molto apertamente proprio della scelta di puntare su tanti giovani. I giovani, inutile che ci giriamo intorno, dall'A D in giù sono visti quasi come un ostacolo, nel senso non giocano i giovani perché sono bravi e giocano, ma giocano perché le regole lo impongono, in eccellenza, in Serie D. Dimmi, visto che tu comunque sei un portatore sano di questa idea di far giocare i giovani perché comunque meritano di giocare, cosa ne pensi? Parla apertamente, siamo a microfono aperto, del fatto che ci siano delle regole che prevedono che i giovani giochino queste categorie. Totalmente sbagliato. Non avevo dubbi. Ma non solo, sono tanti i motivi. Io ho fatto il primo anno di C, sono andato via dal Palermo, che ho fatto la primavera a Palermo, siamo andati in prestito, eravamo 4 giocatori del Palermo, io, Pippo Correnti, Cosentino e Calogero Lobue. E abbiamo giocato un campionato di C a 19 anni senza che ci fossero regole. Il giovane, se è forte, gioca, non ha bisogno della regola per giocare. La cosa devastante è che ci sono giovani che per i 4 anni di regola sono importanti e poi non trovano squadra. Quindi non è stata formativa questa cosa, è stata devastante. Io ho un figlio del 2004, finché era under, Ne abbiamo parlato prima. quindi finché era under e serviva il 2004, un giocatore che poteva essere importante. Adesso non lo vuole più nessuno, quindi a cosa è servito questo? Ha fatto crescere il giovane o l'ha devastato anche mentalmente? E poi un'altra cosa che mi permetto di dire, il giovane che sa di giocare per forza, anche caratterialmente cambia, quindi si atteggia un pochettino di più, ti chiede quelle 100. È inutile che un giovane finché è giovane e finché è in regola guadagni 1.000 euro al mese e poi appena smette di non essere più in regola ne guadagna 200. Cioè, sono delle regole che non hanno fatto crescere sicuramente i nostri ragazzi, anzi li hanno penalizzati. E io sono assolutamente d'accordo con te. E ti dico, andare a lavorare con tanti 2003-2004 che hanno già 3-4 anni di D dietro è importantissimo, perché comunque hanno le proprie esperienze. Quindi io non penso che un 2004 o un 2003 che ha fatto già 3 anni di Serie D sia un giocatore giovane. C'è gente che ha vinto i mondiali a 16 anni, È vero. quindi il pensiero è quello. E lì poi subentra un discorso di cultura, ma ci vorrebbe non una puntata, ci vorrebbe una collana di puntate. Ma più di cultura è una situazione di risultati, perché da noi in Italia l'importante è fare 0-0, perdere le partite, o non perdere le partite, perché purtroppo le società non ti danno la possibilità di poter crescere. Un allenatore che crea un certo tipo di progetto, che crea un certo tipo di filosofia ha bisogno di tempo, e in Italia tempo ce n'è poco. Lo scorso anno a Mazzara 3 partite. O ce ne si dà poco, più che essercene poco. Quindi non ti aspetta nessuno. E questo purtroppo è vero. Tra l'altro Giovanni Chiazza incalza scrivendo: sono palermitano, vivo al nord, quest'anno ho portato la mia compagna a Terrasini dopo 15 anni, gli ho fatto vedere Partini come ho visto un paese addormentato. E qui subentra l'altra questione, ne hai parlato tu. Gli impianti. A Partinico c'è uno stadio che quando c'era il grande Partinico Audace era un catino.
la speranza di un allenatore che sente parlare di lavori, sente parlare di progetti, sente parlare di... Poi a un certo punto, come si dice nel ciclismo, scende la catena un po', no? Ma è normale che se vuoi fare un progetto devi avere le strutture, cioè io faccio un esempio, io vivo a Marsala, giusto? Marsala non ha un campo da calcio, perché c'è lo stadio in condizioni pessime, ti sposti di 15 km, vai a Trapani, grazie anche ad Antonini, ci sono 10 campi in sintetico nel giro di niente. Sì. E là puoi crescere, a Marsala non puoi crescere ancora, quindi purtroppo è così, le nostre realtà sono queste, noi ci alleniamo lì, giochiamo dall'altra parte, io mi devo allenare un'ora e mezza perché dopo un'ora e mezza mi alleno io, c'è un'altra squadra che si allena e poi ce n'è ancora un'altra, quindi realmente tu devi fare le cose con i minuti contati, devi sempre muoverti in un certo modo e realmente non è bello, per chi vuole fare un certo tipo di lavoro non è bello. Sono assolutamente d'accordo con te. Veniamo alla stagione che sta per cominciare. La stagione bella e importante. Che stagione ti aspetti dal Partinico Audace e in generale cosa ti aspetti per quella che comunque è la frazione di classifica? Lascio a te la scelta su quale frazione di classifica a tuo parere apparterrebbe al Partinico, cosa ti aspetti, che rivali, insomma, facci un po' tu, la tua cartina al tornasole. No, ma non è un problema di classifica, mi aspetto. Come ho già detto, so di avere una squadra giovanissima e il giovane è sempre un punto interrogativo. Il giovane può fare grandi campionati come ha fatto lo scorso anno in Castellammare, arrivare terzo, può fare male e può essere una stagione dannosa. Però ripeto, la cosa bella è che il giovane giornalmente ti dà qualcosa di diverso, Sì. quindi quando tu vedi la crescita di ogni singolo giocatore che tu stai portando avanti, quella è la cosa più bella per un allenatore. Quindi cercare di dare qualcosa che loro si portino a vita, non soltanto l'anno corrente, ma è una cosa, quelle 4-5 cose che per me sono fondamentali dentro un campo da calcio e che poi magari ti puoi ricordare di queste situazioni per sempre. Io non so realmente il Partinico che tipo di campionato possa fare, so che i ragazzi hanno fatto un ritiro abbastanza tosto e si sono allenati senza mai lamentarsi di niente, questo mi fa ben sperare. Hanno affrontato le prime 2 partite di Coppa Italia anche in maniera spensierata, sbagliando un po' troppo, però non mi interessa, ripeto, per imparare devi sbagliare, quindi sono molto fiducioso. Poi, ripeto, le partite ogni partita è singola, ogni partita, quella che puoi vincere contro una squadra magari sulla carta un po' meno forte di te la perdi e magari giochi contro una squadra importantissima che spende 10 volte te e la vinci perché magari sai, hai dentro quel fuoco in più quindi è sempre un punto interrogativo. Spero che sia un Partinico molto frizzante, un Partinico che possa dare soddisfazione al presidente perché se lo merita e perché ha una passione per questa società, per questi colori che sono devastanti e che è devastante, quindi spero che sia una squadra spensierata che possa essere la mina vagante del campionato.